Girettino oggi in bici col buon Simo e il buon Aleandro, i miei due compagni di merenda e delle pause pranzo riuniti. Oggi facciamo girettino fin su all'imbocco del sentiero per Pont de la Mortice, che non faccio da 2 anni e non ci tenevo particolarmente a farlo, perché poi facciamo il trasferimento a Bolzano Bellunese e proviamo metà del Goser Trail per poi andarlo a fare tutto. Quindi ora salitina veloce, eccoci praticamente in cima. Allora qua si divide in 3, a destra bosco del vecchio, quindi non si può andare su dritti, c'è il Troi classico, però settimana scorsa abbiamo scoperto un Secret Trail comodo qua in mezzo e anche in piano. Quindi questo è un mega taglione super comodo in piano, e praticamente usciti da questo trail si sbuca comodamente qua. Eccoci sbucati, già comodi alla chiesetta di San Michel. Comodo, no? Bello sto trail. Arrivati alla prima discesa, poi anche. Quindi la prima parte è tanto semplice quanto è complicato scendere poi nel trail. Ho messo a posto, no, il cartello ho messo a posto per noi. Non era più in su. Ah, no, Chi va? mi sembra che c'è 2 svolte. Io forse ho fatto quell'altra. Vabbè, andiamo. Ma dopo si uniscono. Sì. Guarda qua sotto. Pronto Aleandro? Andiamo noi, vai tu? No, vabbè, se non avete nuovo piano. Vuoi andare tu, Simo? Dai, vado io. Vai, ti seguo. Il lotta può ridere se cadiamo. Madonna, devo sgonfiare l'anteriore qua io. Allora, vediamo se riusciamo a passare più easy. Ne abbiamo fatto il giro vero! Aspetta che devo dare giù 2 sgonfiate alla ruota davanti, Simo. È schiacciata? Sì, ti dà lo stesso che allora vado io. Vai, Lotta! Gasato! Qua in teoria è praticamente finito. Yes, molto più scorrevole. Madonna, la prima volta non facevo queste cose. Figata. Andiamo a recuperare Lotta. Yes. Io vengo giù pian pianino, mondata. Figo. Sì, fatta tutto la montato. Yes. Ed eccoci al Pont de la Mortice. Grandi, non era male. Grande Lotta. Simo,
Yes! Un po' con i sassi smossi là che... Sì, figo! frega. Bene, breve sosta al ponte della Mortis, vai Leandro, goditi il trail in falso piano. Il sole sta scaldando, quindi si sta veramente da Dio. Paesino. Strade da local. E praticamente qua, fatto questo breve traverso su asfalto, sbuchiamo sulla strada principale, quindi salendo a destra se non ci facciamo investire andiamo a Case Bortot, mentre andando a sinistra andiamo a Bolzano Bellunese. Siamo praticamente arrivati a Bolzano Bellunese. Bene, eccoci giunti all'abitato di Tisoi. Allora via dritti se vuoi andare ai Zei. E qua c'è il cartello Zazzoi. Ecco qua, sulla destra. Così scopri una strada nuova. Madonna che salita. Quant'è che stiamo pedalando in su? Simo, saranno 5 minuti. Sarà una settimana. No. La sensazione di una settimana. Una settimana in salita. Eccoci, arrivati ai Zei. Let's go. Madonna che sudata. La salita è infinita. L'altra siamo arrivati in Binatega noi. Vai, in direzione Bozen. Sono abbastanza attaccato. Let's go! Facciamo bene a mandare avanti il Lota, se no ci saremmo già buttati giù da qualche parte. Che figo! Fighissimo! Ma che figata! Non era male. Fighissimo! Ho preso un paio di rischi mica da ridere. Com Simo, com! Figo! Che bisogna andare spenti! È tardi.
che ti avevo detto qua si può prendere casa, facciamo casa mia, casa tua. Mi ricordo delle case. Bene, quindi tornate a Civiltà, trail veramente figo, bravi quelli del Gosera a tenerli puliti per noi. Andiamo fin su, vediamo se riusciamo a farci una discesetta di Colfiorito. Adesso Simo ci fa vedere il taglione. Ah, me l'ho fatta una volta. Tanta nota. Penso per andare giù a prendere il sole, può essere? C'è tipo un canyon, sì, che passa dentro un arco. Giù di qua? Ora adesso giù di qua. Figo! Che figo! Un po' di blanco ti fanno qui. Tutto questione di gomma. Sì. Io vado, Simo che non va. Simo è forte in giù, non in su. Destra o sinistra qua? Destra. Da qua è semplice. Cheat. Ah, ho capito dove siamo. Eccoci sbucati. Eccoci arrivati sopra Crodo, ormai facciamo gli ultimi due tornanti e ci facciamo un Colfiorito. Arrivati a Colfiorito. Altro giro, altro regalo. Aspetta che aspettiamo Alejandro. Yes! E ora la seconda. Col salto. A posto? Urco! Yes! Grande Alejandro! Vamonos! Quindi per oggi finita la festa,
non abbiamo più terreno, discese emozionanti, si rientra al lavoro in ufficio, giro veramente figo e spero si sia salvata la traccia su Strava e ci vediamo al prossimo giro.